edizione di Antena 3 Nord-Est, buongiorno, ben ritrovati, l'informazione come sempre a vostra disposizione. Saremo in onda fino alle 14:30, oggi è previsto anche un intervento speciale grazie alla collaborazione dell'ULSS 2 di Treviso, parleremo delle lesioni del pancreas, ma nella prima parte ovviamente di questa nostra edizione ci occupiamo della cronaca e in apertura andiamo subito alle immagini del Vaillant di ieri, speciale Ring, speciale Vaillant, 180.000 le persone che si sono sintonizzate, hanno scelto di seguire Antena 3, è stato un successo e ovviamente non possiamo fare altro che ringraziarvi. Lo speciale Ring condotto dal vice direttore Ferdinando Avarino con Ferdinando Garavello sul posto. Vi riproponiamo un piccolo estratto di quello che è andato in onda ieri sera. Vai Ferdinando, vai pure. Scusi Arnaldo, Prego, prego. Buonasera, buonasera. Allora, stanno arrivando, siamo nel paese vecchio, siamo a Erto, non c'è nessuno in giro, ci sono solo loro. Guardate queste immagini, sentite il silenzio di questi passi che risuonano nel paese. Vi facciamo parlare le immagini. Vedete, ci sono adulti, bambini, anziani, persone, amici di Erto che vengono qui per questa serata davvero particolare. Siamo nel centro, nel paese vecchio, che un po' quasi del tutto si è spopolato e adesso a fatica torna a vivere. Siamo davanti alle scritte famose che tanti vengono a vedere, a fotografare, le avete viste poco fa con le immagini di Stefano. Guardate quanta gente partecipa a questa serata che dicevamo sì, è un momento di grande intimità, ma è un momento di familiarità che si apre, non ci sono solo ertani, c'è tanta gente che viene qui, guardate il campanile, e una cosa simile si vede praticamente solo con le processioni religiose di San Rocco oppure con il Venerdì Santo, i famosi Cagno Dei, ma altrimenti qui è difficile vedere un passaggio simile. Vedete le scritte che restano, qualcuno alla Vergata, Mauro Corona. Adesso magari con Stefano li seguiamo, facciamo qualche metro assieme perché vi facciamo vedere questo paese che è rimasto fermo a quegli anni, c'è poco di costruito di nuovo, ci sono tante finestre chiuse, morte, ma ce ne sono anche tante di vive. Questo è il campanile della chiesa, vedete, qui è tutto in discesa, dicevamo, la strada è 10 metri sopra, il paese finisce 10 metri qui sotto e non c'è nessuno in giro se non queste persone che passano con le loro candele per portare un po' di luce in questa notte che 60 anni fa è stata la notte e poteva essere la notte definitiva per questi luoghi, per questo borgo che invece è tornato alla vita, ma magari ve lo raccontiamo fra poco. Facciamo passare la protezione civile che ringraziamo. Ecco Ferdinando, noi vi abbiamo fatto vedere questo passaggio, speriamo di essere riusciti a trasmettere l'emozione, è stato davvero emozionante questo fiume di gente che comunque passava in questo paese, altrimenti sono già in tanti, molto silenzioso. Sono già in tanti e dalla sola Erto, no? Perché poi, come hai detto, si congiungerà con quelli che invece arrivano da Casso, sempre con sì, le lanterne. È da capire quanti sono. È da capire quanti sono i cassani, perché tecnicamente a Casso abitano pochissime persone, 19-20, non di più. Ovviamente d'estate c'è più gente, d'inverno le strade sono anche un po' complicate da percorrere, quindi si svuota ancora di più. Quindi si scenderà un po' di gente, suona la campana famosa, c'è stato anche un po' di polemica su questa campana qui del paese di Erto che suona i quarti, la mezza, i tre quarti, qualcuno si è lamentato, poi alla fine gli abitanti hanno detto no, noi la vogliamo così perché ha sempre scandito il tempo anche nei momenti più difficili. Allora noi ripercorriamo con i servizi che abbiamo mandato in onda ieri alcuni passaggi importanti della commemorazione con la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Riflettiamo, la frana, la sparizione nel nulla di un ambiente, di un territorio, di tante persone,
la cancellazione della vita. Sono tormenti che tuttora, 60 anni dopo, turbano e interrogano le coscienze. Va diritto al punto Sergio Mattarella oggi al cimitero monumentale delle vittime del Vajont e alla diga per la commemorazione istituzionale dell'Olocausto che si compì la notte del 9 ottobre di 60 anni fa. La prima volta di un Presidente della Repubblica nel territorio di Ertocasso, dove nel 1957 iniziò la costruzione della diga voluta nel posto sbagliato per meri interessi economici. Il capo dello Stato è visibilmente commosso. Prima di accedere alla tensostruttura dove sono assiepate le massime cariche istituzionali, viene accompagnato sul coronamento della diga. Lo sguardo nel canyon del Vajont, in fondo Longarone. La tragedia che qui si è consumata reca il peso di gravi responsabilità umane, di scelte che venivano denunziate da parte di persone attente anche prima che avvenisse il disastro. Assicurare una cornice di sicurezza alla nostra comunità significa sapere apprendere la lezione dei fatti e saper fare passi avanti. L'uomo fa parte della natura ma non deve diventarne nemico. Non si tratta di un tema di esclusivo carattere ecologico, afferma Mattarella citando l'esortazione di pochi giorni fa di Papa Francesco. Si tratta di porre attenzione e saper governare con lungimiranza gli squilibri che interpellano, mettendo in discussione l'umanità e i suoi destini. Infine, l'impegno della memoria, il compito della Repubblica irrinunziabile che i cittadini delle terre piegate dal disastro di 60 anni fa continuano a coltivare. La richiesta di Mattarella sottolineata da 3 applausi scroscianti. Ritengo che sia non soltanto opportuno, ma doveroso che la documentazione del processo, celebrato a suo tempo sulle responsabilità, rimanga in questo territorio. Quella documentazione era stata necessariamente raccolta nei luoghi del giudizio penale, perché aveva allora una finalità giudiziaria. Conclusi da tanti anni i processi, oggi riveste una finalità di memoria. Appunto per questo è stata inserita dall'UNESCO nel suo registro della memoria. E quel che attiene alla memoria deve essere conservato vicino a dove la tragedia si è consumata. Per rendere onore alle vittime del Vajont e per riceverne un ammonimento per evitare altre tragedie. E in un tempo in cui purtroppo continuiamo a parlare di tragedie, pensiamo al conflitto Hamas-Israele, ne parleremo più avanti con l'intervista del presidente di Confcommercio Veneto, Patrizio Bertin, perché ci sono già purtroppo delle ricadute economiche rispetto a questo conflitto che di fatto segue un altro conflitto, quello tra Russia e Ucraina. Ma andiamo a ripercorrere insieme la giornata di ieri con il ricordo dei sopravvissuti e i vari momenti di commemorazione che sono stati organizzati a Longarone. Sul Vajont nessun libro di storia, nessuno studio, nessuna ricerca può scrivere la parola fine. La ricostruzione di quel drammatico evento che cancellò dalla faccia della terra 1910 innocenti continua ad essere oggetto di approfondimenti, soprattutto negli ultimi anni. Quell'immensa frana ha segnato una cesura temporale. La storia di queste comunità si fermò, ripartì prima di cadere in un grave e intollerabile silenzio rotto solo dai sopravvissuti, testimoni della memoria, ha detto il presidente della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. E da quello ormai lontano, 1963, non si è più smesso di studiare e approfondire quanto accaduto nell'Alta Valcellina e nella vicina Valle del Piave. Agire per coltivare la memoria e trarre da essa insegnamento, ha detto il presidente della regione Veneto Luca Zaia. Tuttavia, nei territori a cavallo fra Belluno e Trento, nella Valle del Vanoi, c'è preoccupazione per il progetto di costruzione di una diga sulla carta in un territorio potenzialmente pericoloso quanto quello del Vajont. Non c'è nessuna posizione fondamentalista, cercheremo di capire quali saranno i termini. Non me la sono inventata io questa operazione, è una delle tante ereditate, cercheremo di capirlo fino in fondo. Certo è che abbiamo
un memoriale che è questo, che ci dice che comunque non bisogna fare nulla con superficialità, tutto qua. E non bisogna scherzare col fuoco soprattutto. Ma neanche con l'acqua. Si vedrà se il Vajont per davvero ha insegnato qualcosa. Non possiamo dire sempre dobbiamo fare prevenzione, dobbiamo stare attenti, guardare i segnali della natura, cercare di portare avanti dei comportamenti che non mettano il profitto davanti all'uomo. Ecco, allora penso che sia arrivato il momento anche di scegliere, di decidere con forza le cose che si possono fare e le cose che non si devono fare. Tra le cose che si devono fare, la prima è quella che riguarda ognuno di noi, allenare e alimentare il pensiero critico, seguendo l'esempio di Tina Merlin, la giornalista che per prima denunciò con i suoi articoli per l'Unità la catastrofe che si stava costruendo. A lei l'intitolazione del premio voluto da FNSI e Sindacato Giornalisti Veneto. Per restituire dignità a tutti coloro che lavorano quotidianamente e cercano appunto di dare concretezza all'articolo 21 della Costituzione che sancisce il diritto-dovere di informare. Le parole dei sopravvissuti raccolte dal nostro Christian Arboit nella giornata di ieri ve le facciamo ascoltare. Ho visto l'onda arrivare, perché ero in finestra che guardavo, ho visto l'onda arrivare, ho visto l'acqua alzarsi. Nel mio paese l'acqua era 2 metri, oltre i 2 metri, e ho sentito gli amici che le ultime case che gridavano aiuto, dopo il silenzio la casa non c'era più. I bambini di 60 anni fa oggi sono donne e uomini sopravvissuti, soprattutto al dolore. È stato veramente brutto perché trovarmi là ragazzo e vedere tutte quelle cose che non si dovevano vedere. Luciana Celso quella sera si trovava a Conegliano, dove si era appena trasferita dopo il matrimonio. A Longarone perse tutta la famiglia, compreso il fratello Guglielmo, all'epoca sindaco della cittadina. È stato duro, toccante tanto, che ha segnato la vita. Lei ha perso suo fratello e altri familiari? Immagino. Papà, la mamma, mia cognata con un bambino di 1 anno e mezzo, aspettava il secondo bambino. E io sono rimasta sola, non ho nessun parente, avevo solo loro. Guerino Dolce arriva invece da Mel. Sul Vajont ha perso il Papa Guido, era operaio in diga per conto della ditta Monti. Lui lavora il martedì pomeriggio, il mercoledì tutto il giorno, il giovedì mattina mia mamma mi fa: Rino, guarda che è scoppiata la diga. E ho detto bene, perché papà è di sopra, io mio padre non l'ho più visto. E poi ci sono i soccorritori, una generazione di ventenni, quasi tutti alpini, militari di leva a Belluno. Ci trovavamo davanti a quella situazione orribile. Il primo che ci ha colpito è il cimitero di Longarone e le rotaie del treno. E lì ci ha messo lì a tirare sui morti, è una cosa da non dimenticare. Non potremo mai dimenticare. Avevano bisogno di uomini e siamo corsi qua a trovare qualche anima viva. Lei con questa piccozza si è dato da fare. Per quanti giorni ha operato? Per 8 giorni e dopo non ce la facevo più. Siamo arrivati al mattino a -1/4, 5:30 penso. Verso le 6:15 ho cominciato a schiarire perché c'era una leggera nebbia e un silenzio di tomba. 40 giorni ho fatto anch'io qua, dietro morti, e dopo un 15-20 giorni c'erano delle pozzanghere di acqua che si asciugava e vedevi che avanzava su un gomito oppure un ginocchio, e ora andavamo là a prendere, tiriamo fuori da accatastare i morti, così insomma. I morti scavavamo e i morti in letto, marito e moglie. Io ho visto quelli che erano in letto, nessuno era scomposto, erano neanche accorti, cioè non erano terrorizzati, praticamente erano là, sembrava che stessero dormendo. Le testimonianze raccolte, la giornata di ieri, una giornata importante, il 60° anniversario della tragedia del Vajont, che abbiamo cercato di ricordarvi e di riproporvi anche attraverso le interviste e lo speciale Vajont andato in onda ieri sera con il vice direttore Ferdinando Avarino. Torniamo
ad oggi. Ci sono delle buone notizie per quanto riguarda lo stato di salute dei feriti della tragedia del pullman di Mestre. Tra pochissimo ce li dirà la nostra Anna Maria Parisi, che è con il direttore Edgardo Contato. Vedo uno zaino che si sta accendendo, quindi davvero tra pochissimi secondi siamo dalla nostra Anna Maria. Una delle notizie più belle è che uno dei pazienti è uscito dalla terapia intensiva, e in più ci sono dei miglioramenti. Migliora il paziente ucraino di 39 anni che nei prossimi giorni verrà addirittura dimesso dall'ospedale. Dunque ci sono delle buone notizie. Intanto, finché attendiamo di collegarci con la nostra Anna Maria Parisi, sì, me la fanno vedere in preview, che è con il direttore generale dell'ULSS 3. Anna Maria, noi ti vediamo, ci senti, buongiorno, ben ritrovata. Grazie, buongiorno anche a te e ai nostri telespettatori. Anna, sì, oggi è una settimana dalla strage del bus. 7 giorni sono trascorsi da quel maledetto martedì, quando alle 19:38 avvenne la strage. E questa mattina altre 9 salme tra le 21 vittime, quelle di nazionalità ucraina, sono partite dall'obitorio di Mestre verso casa per essere rimpatriate. Con me, come dicevi Anna, il direttore generale della ULSS 3 Serenissima, Edgardo Contato. Buongiorno direttore. Buongiorno. È stata una settimana molto difficile, impegnativa da un punto di vista proprio umano, emotivo e anche di gestione, insomma, di questa che è stata una vera e propria ecatombe, un'emergenza. Ma per noi è stata una cosa veramente drammatica, però abbiamo penso risposto nel modo giusto. C'è stato da subito un responsabile coinvolgimento di tutti i professionisti che si sono messi a disposizione e che io voglio assolutamente ringraziare per l'abnegazione e per la competenza con la quale hanno gestito questa enorme tragedia. Fin dall'inizio i nostri medici, i nostri infermieri del 118 sul posto si sono attivati per risolvere al meglio i problemi che come si sono presentati. Quindi dando la possibilità a chi aveva delle opportunità di vita di essere trasferito immediatamente in ospedale. Il nostro pronto soccorso si è attivato immediatamente. Ringrazio i colleghi della USL di Treviso, il dottor Benazzi e il direttore dell'azienda ospedaliera universitaria di Padova, dottor Dalben, che con i loro professionisti si sono messi immediatamente a disposizione, e in questo caso la sanità veneta ha dato una prova di grande competenza, di rete e di grande solidarietà. Ecco, direttore Contato, vogliamo anche parlare di chi fortunatamente è riuscito a sopravvivere, sebbene con grandi difficoltà. Parliamo dei feriti, di quelli che si sono ripresi, di quelli che stanno ancora lottando per la vita. Qual è la situazione dei ricoverati nelle strutture di sua competenza, ad esempio a Dolo? A Dolo anche lì la situazione è in via di miglioramento. Abbiamo avuto la grande soddisfazione di poter dimettere nei giorni scorsi uno dei feriti e nelle prossime ore ci sarà la dimissione di un altro. Questo ci lascia ben sperare anche per tutti gli altri che oggi stanno ancora soffrendo o nei reparti o ancora peggio nelle terapie intensive. Ecco, invece dal punto di vista dal fronte delle indagini, faccio una breve parentesi, direttore Contato, abbiamo visto ieri nel servizio di Ilaria Marchiori il punto del procuratore capo della Repubblica di Venezia, Cherchi, e c'è una novità, è stato presentato un nuovo esposto in Procura a Venezia dall'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, che fa parte della Federazione Europea delle Vittime della Strada, un esposto contro ignoti sulla strage. Perché? Perché dicono, sebbene il bus avesse l'autorizzazione a transitare lungo
cavalcavia, quel cavalcavia non era adatto a gestire un peso del genere, quello delle oltre 13 tonnellate del bus, così come quello di altri bus in questione. Scusa, una questione tecnica, chiedo a chi è collegato con me se può escludere l'audio perché io ritorno in cuffia e non riesco a sentire da studio. Grazie Anna. Ecco, direttore Contato, si diceva da un punto di vista umano è stata una grande sofferenza per tutti quanti noi, perché abbiamo pensato, anche viste le parole del patriarca, che quello è un tratto che tutti quanti noi percorriamo quasi quotidianamente, in cui si deve imboccare l'autostrada e andare verso Marghera. E niente, e quindi insomma è stato difficile affrontare questa emergenza anche per lei, direttore Contato? Penso siano prove che ognuno non vorrebbe mai affrontare. Però il nostro dovere è quello di essere pronti a qualunque evento e anche in questo caso ci siamo attivati e, ripeto, grazie a tutti i nostri collaboratori. Tutti si sono adoperati e abbiamo dato il meglio di noi stessi proprio per aiutare le persone che in quel momento avevano una speranza di vita e soprattutto anche dare un conforto a tutte quelle persone che purtroppo in questa vicenda hanno perso i loro cari. Grazie direttore Edgardo Contato, abbiamo visto come è stata sempre presente anche la vicinanza e la solidarietà del prefetto di Venezia Michele Di Bari, così anche di come molti rappresentanti consolari e delle ambasciate dei paesi di appartenenza delle vittime e dei feriti. Forte anche la presenza del comune di Venezia che ha avuto anche al rimpatrio, alle spese per il rimpatrio delle salme. Grazie direttore Edgardo Contato, direttore generale della ULSS 3, e da Mestre tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie alla nostra Anna Maria Parisi. Allora lo ricordiamo, lo ripetiamo, in continuo miglioramento la situazione del paziente ucraino di 39 anni che nei prossimi giorni sarà dimesso dall'ospedale. Poi all'ospedale di Dolo il paziente di nazionalità francese di 21 anni il cui decorso risulta regolare ha lasciato la terapia intensiva per essere trasferito al reparto. Questo è sicuramente una buona notizia che siamo in grado di darvi in questo momento. Tra pochissimo invece a Santo Stefano di Cadore, dove c'è la nostra Tiziana Bolognani, la vedo già collegata. Siamo esattamente nel punto in cui avvenne l'incidente del 6 di luglio. Angelica Utter uscì di strada con la macchina, travolse una famiglia del veneziano. Tiziana, eccoci, buongiorno. Raccontaci perché ti trovi lì. Sì. Buongiorno Anna. Allora, noi siamo qui questa mattina perché la Procura della Repubblica di Belluno ha deciso di svolgere un esperimento giudiziale non per cristallizzare i fatti, perché non si tratta di incidente probatorio che dovrebbe avere tutt'altra natura, per cristallizzare i fatti di quell'incidente sulla base delle risultanze ottenute fino ad oggi, così che attorno alle 11:15, 11:30 proprio qui in via Udine che cosa è successo? Che è stato simulato l'incidente, sono stati sistemati anche dei fantocci in strada per simulare per l'appunto le vittime colpite dopo l'investimento, anche delle persone che passeggiavano su questo marciapiede, certamente ad una velocità che è stata ritenuta e stimata nell'immediatezza dei fatti di 40 km circa, superiore al limite imposto dal gestore della strada che è di 50 km orari.
procuratore capo della Repubblica di Belluno, Paolo Luca, era qui a Santo Stefano assieme al comandante del reparto operativo dei carabinieri e a diversi carabinieri dei RIS di Parma che hanno eseguito gli accertamenti del caso. C'erano anche l'avvocato difensore di Angelica Hutter, l'avvocato del Foro di Belluno Giuseppe Triolo e Mario Piacenti, che è il consulente delle famiglie Potente e Antoniello, nominato proprio per l'appunto dalle famiglie che sono assistite dai legali dello studio 3A. Che cosa emerge fino adesso? Che la Procura fino a questo momento, così come hanno potuto ribadire sia il difensore che il consulente, non ha reso disponibili gli atti. Gli atti di quel dramma sono ancora secretati. Angelica Hutter resta in carcere alla domanda fino a quando, secondo il codice di procedura penale, potrà essere trattenuta fino a 6 mesi, ne ha già trascorsi 4 nel carcere veneziano della Giudecca e quindi agli inquirenti restano ancora pochissime settimane per deciderne la scarcerazione oppure, in caso contrario, per chiedere al giudice il rinvio a giudizio. Che cosa emergerà da questo esperimento giudiziale al momento è presto per dirlo, fatto sta che per l'appunto proprio qui all'altezza nel punto esatto in cui ancora oggi ci sono fiori e lumini a ricordare la tragedia del 6 luglio scorso, è stata chiusa la strada e si è riproposta quella scena drammatica dell'incidente. Anna. Grazie alla Tiziana Bolognani con la collaborazione tecnica di Stefano Bozzi. Grazie Tiziana, buon lavoro, arrivederci. Avremo modo ovviamente di vedere nel corso del nostro telegiornale della sera le immagini a cui ha fatto riferimento Tiziana Bolognani con i fantocci a terra per la simulazione di quanto accaduto il 6 luglio scorso. Torniamo alla cronaca che ci porta nuovamente nella Marca Trevigiana. C'è stato un incidente attorno a mezzanotte, siamo lungo la strada bassanese, San Zenone degli Ezzelini è il comune. Un giovane di 22 anni ha perso il controllo della sua moto, una Suzuki, affrontando forse a velocità troppo elevata una curva verso sinistra e uscendo di strada. Un grave incidente che ha corso intorno alle 11, siamo lungo la Schiavonesca Marosticana, ferito appunto un 22enne di Pieve del Grappa. Il giovane non ha mai perso conoscenza ma ha riportato la frattura di entrambe le gambe oltre a gravi lesioni. A soccorrerlo sono stati medici e infermieri del SUEM 118 che hanno portato con l'elicottero il 22enne all'ospedale Cafoncello di Treviso. E c'è ancora la cronaca in primo piano, un'importante operazione dei carabinieri del nucleo investigativo di Venezia. Siamo a Martellago, è stata sequestrata della droga e armi lungo il casello autostradale. Vediamo. Sequestro di droghe e munizioni all'imbocco del casello del passante di Martellago Scorzè, operazione dei carabinieri del nucleo investigativo di Venezia. Hanno fermato l'uomo alla guida di un furgone martedì scorso, i militari insospettiti dalle manovre frettolose dell'autista nel dirigersi verso l'imbocco del passante. Al lato del controllo il conducente, che non ha opposto alcuna resistenza, è apparso teso, motivo che ha indotto i carabinieri a procedere a una verifica più approfondita sul veicolo. Da qui la scoperta, con il sequestro di 6 kg di cocaina e una ventina di munizioni di vario calibro 38 Special e 38 Winchester. L'uomo è stato quindi arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giudice, venerdì scorso, ha convalidato l'arresto e disposto la detenzione in carcere. Siamo al conflitto in atto in queste ore, sono ore di apprensione per gli italiani che in questi giorni si trovano in Israele, sono tanti. È il racconto di una cooperante padovana che si trova a Hebron. Lei si chiama Francesca Campanili, l'ascoltiamo.
Io sto bene, nel senso che l'importante in queste situazioni è non andare nel panico, credo. Per quanto riguarda la situazione qua a Hebron, adesso a 2 giorni insomma, dall'inizio di questa guerra è più calma. Il primo giorno è stato quello con più tensioni, ci sono stati degli scontri nella città tra i militari israeliani e gruppi di giovani ragazzi palestinesi. Il racconto di Francesca Campanini, la cooperante padovana d'adozione, si trova in questo periodo a Hebron nel mezzo del conflitto israelo-palestinese. La prima giornata del 7 ottobre è stata caratterizzata da questo tipo di scontri. Io sono in un ostello che è molto vicino a un checkpoint e quindi ho visto quelli più vicini, ma ce ne sono stati diversi. Ci sono state anche delle vittime tra i ragazzi palestinesi, non tra i soldati israeliani. È una situazione molto tesa, anche se oggi, racconta, è riuscita ad uscire dal suo ostello. Io adesso sto uscendo, sono andata a prendere da mangiare e sto andando a fare una camminata. Ovviamente non nelle zone che possono essere più rischiose. Una cosa più complicata invece è spostarsi all'interno della West Bank, cioè uscire anche proprio dalle città e entrare in altre città. Cioè per esempio andare da Hebron a Betlemme è molto difficile, o in altre città in West Bank, perché gli israeliani stanno chiudendo le entrate e le uscite dalle città con checkpoint. Gli scontri tra soldati israeliani e gruppi di palestinesi, ci spiega la cooperante che a Padova ha studiato e fatto stage, si concentrano ai checkpoint. Hebron è l'unica città della Cisgiordania in cui gli insediamenti israeliani sono all'interno della città. È divisa tra una zona sotto il completo controllo militare israeliano, dove ci sono questi insediamenti e i soldati, e una zona invece sotto il controllo dell'autorità nazionale palestinese. Ci sono checkpoint in moltissimi punti per l'appunto della città, e solitamente è proprio nei pressi di questi checkpoint che si concentrano gli scontri. Continuano dunque gli scontri, notizie tragiche che arrivano da Gaza. Ci sono 2 italo-israeliani tra i probabili rapiti. Ovviamente le notizie vengono diffuse di ora in ora, vi terremo informati sul loro stato di salute. Israele assedia Gaza, stop a cibo, acqua, luce e benzina. Hamas, uccideremo un ostaggio per ogni attacco ai civili. Questo è quello che sta accadendo in questo momento mentre vi stiamo parlando. Andiamo in pubblicità, poi tra pochissimo in collegamento con Padova con la nostra Valentina Visentin, e poi torneremo a parlare di questo conflitto per le ricadute economiche che inevitabilmente ci saranno e che si iniziano già ad intravedere anche sul nostro territorio. Prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, ancora buongiorno, ben ritrovati con le notizie. Andiamo ora a Vicenza con la cronaca. C'è stata una maxi operazione antidroga dei carabinieri in centro storico. Ci sono stati 3 arresti e 11 denunce. Andiamo a Schio. Blitz antidroga dei carabinieri a Schio, il cui bilancio è di 3 arresti e 11 denunce. L'indagine, sviluppata dal nucleo operativo e radiomobile, nasce dalle segnalazioni dei cittadini che lamentavano episodi di spaccio in varie zone del centro, vicino al Duomo, in via Baccarini e via Capitano Sella. Le investigazioni sviluppate nei mesi scorsi hanno permesso di individuare un gruppo di cittadini nigeriani dediti allo spaccio di cocaina ed eroina. Pertanto la Procura della Repubblica di Vicenza ha emesso dei decreti di perquisizione a carico degli indagati per detenzione e spaccio di stupefacenti e di un negozio di alimentari di Schio, il cui titolare non risulta indagato, luogo dove gli indagati gravitavano e incontravano la clientela. Le perquisizioni sono scattate all'alba e hanno permesso di trovare svariate dosi tra cocaina, eroina e marijuana, oltre al denaro contante ritenuto provento delle attività illecite. In un'abitazione la sostanza era stata nascosta nel cestello della lavatrice, mentre in altri casi all'interno di valigie. A conclusione delle perquisizioni, gli uomini dell'Arma hanno arrestato in flagranza di reato 3 cittadini nigeriani trovati in possesso di cocaina ed eroina già suddivise in dosi e pronte per lo spaccio. Gli arrestati sono stati condotti in carcere in attesa dell'udienza di convalida. L'esercizio commerciale
all'interno del quale non è stato rinvenuto stupefacente, è stato sottoposto al controllo del NAS di Padova e del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 7, che hanno constatato delle violazioni amministrative per carenze igienico-sanitarie e la mancata attuazione del piano di autocontrollo. Inoltre, personale del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 7 ha proceduto alla sospensione dell'attività e alla contestazione circa la mancata rintracciabilità di alcuni alimenti. A conclusione dell'attività investigativa, numerosi sono gli assuntori di età compresa tra i 20 e i 50 anni, per lo più scledensi e dei comuni limitrofi, che saranno segnalati alla Prefettura di Vicenza quali assuntori di stupefacenti. Restiamo nel Vicentino per andare a Cornedo. Vicentino, arriva la stretta dall'amministrazione locale, della polizia locale della Valle dell'Agno sui motorini chiassosi o fuori regola e contro le guide spericolate. Vediamo. Scatta la stretta sulle scorribande estive di ragazzi a bordo di motorini rumorosi e le spericolate evoluzioni alla guida che mettevano a rischio non solo i giovani stessi ma anche gli altri utenti della strada. Dopo le numerose segnalazioni da parte dei residenti di Cornedo, il comando di polizia locale Valle Agno ha effettuato un servizio di controllo mirato, soprattutto nelle vie residenziali come via Volta, via Giacomuni e piazza Sant'Andrea Cereda. Sono stato coinvolto da parte di molti cittadini su una problematica molto sentita, ovvero i motorini truccati, i motorini di ragazzi un po' sconsiderati nell'uso di questi ciclomotori su strada e anche chiasso e baccano durante le serate estive. Con il Consorzio di Polizia Locale Valle Agno abbiamo messo in atto tutta una serie di controlli specifici su motorini truccati e sul rispetto delle norme del codice della strada da parte di questi neopatentati che hanno fatto delle scorribande su tutto il nostro territorio. Numeri importanti riportati nel rapporto del Consorzio Polizia Valle Agno, che ha elevato una dozzina di contravvenzioni che vanno dalla guida con mezzi truccati alla guida spericolata, senza mani, zigzagando o alzando la ruota anteriore, o alla guida con l'utilizzo di dispositivi come smartphone o cuffie. In alcuni casi anche senza copertura assicurativa. Alcune sanzioni sono state elevate a giovani che procedevano in maniera pericolosa a bordo di monopattini elettrici. Sanzioni che vanno da 87 euro a più di 900 euro nei casi più gravi. Nessun intento punitivo verso i giovani, ha specificato il sindaco Lanaro, ma solo di rispetto della serenità della comunità e delle regole. I numeri sono importanti, i numeri si sono visti proprio in un rapporto che ho avuto in questi giorni dal Consorzio di Polizia Locale Valle Agno. Anche questa è una tematica che mi sta molto a cuore, che ci sta molto a cuore come amministrazione e che continueremo a monitorare e a fare dei servizi puntuali proprio per la repressione di questi fenomeni. Infine, l'impegno della Polizia Locale si rivolge non solo al controllo ma anche alla prevenzione, pertanto sono stati proposti incontri formativi alle scuole. C'è la nostra Valentina Visentin collegata, il tema continua a essere quello del tram, sono entrati nel vivo i lavori per la linea che attraversa il quartiere di Volta Barozzo con tutti i disagi e gli inconvenienti che evidentemente questo comporta. Facciamo il punto con la nostra Valentina Visentin. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno. Siamo venuti a vedere come stanno procedendo i cantieri per la realizzazione della seconda linea del tram che collegherà la stazione al quartiere di Volta Barozzo, lavori che entrano nel vivo perché dopo l'estate, dove non si sono mai fermati i cantieri, anzi sono proseguiti a passo spedito, i lavori si stanno spostando in direzione sud verso Volta Barozzo. Perché? Perché lo vedete alle mie spalle come stanno procedendo, segnando il tracciato, perché a novembre poi inizierà quella che è la parte più visibile, più impattante dei lavori, ovvero la realizzazione del nuovo ponte sul canale scaricatore dove dovrebbe passare proprio appunto la linea del tram, opera che dovrebbe essere pronta entro il 2025, mancano quindi 18 mesi, non ci possono essere battute d'arresto, hanno fatto sapere dall'amministrazione, perché il cronoprogramma deve essere rispettato. È proprio per questo che i lavori in contemporanea si stanno svolgendo anche
nella zona dell'ospedale verso la stazione, e qui si stanno registrando i maggiori disagi perché ci sono dei cantieri per la realizzazione dei sottoservizi che stanno impattando molto in quella che è una delle zone più trafficate della città, perché proprio collega l'ospedale alla stazione. Infatti nei giorni scorsi e ieri in particolare si sono registrate code piuttosto lunghe tra via Giustiniani, via San Massimo e via Fallopio, con ripercussioni poi anche sul quadrante della stazione verso via Tommaseo. Sono disagi necessari, dice dall'amministrazione, per realizzare un'opera che appunto dicevamo ha solo 18 mesi di tempo per essere realizzata e che andrà ad unirsi poi con i cantieri che sono anche quelli partiti per la realizzazione della terza linea del tram, quella più lunga, quella che collegherà Padova a Vigonza e Rubano, che attraverseranno un altro nodo cruciale della viabilità. Stiamo parlando di Corso Milano, opera finanziata con fondi PNRR, quindi a tempi che devono essere rispettati, perché deve essere pronta entro il 2026. Un'opera che queste due linee del tram insomma stanno creando, ovviamente, come vi abbiamo sempre raccontato, un po' di disagio per la viabilità, ma anche divide l'opinione pubblica, come lo era stato per la realizzazione della prima linea che ha collegato i quartieri della Guizza e dell'Arcella di Ponte Vigo d'Arzare, ma che nei piani dell'amministrazione è uno dei programmi fondamentali per dare una svolta green alla mobilità cittadina e al trasporto pubblico urbano, e con la seconda linea, con la terza linea del tram, la SIR 2, anche extraurbano, visto che collegherà Vigonza, Padova e Rubano. Se non ci sono altre domande, da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Valentina Visentin. Non mancheremo di tenervi aggiornati sulla realizzazione di quest'opera, perché in qualche modo è un po' un esempio di quello che in Veneto si sta cercando di fare in un'ottica di Green Deal, di sostenibilità e quindi di tentativi di abbattimento delle PM10. Sappiamo che Padova è una delle città più inquinate d'Europa, molti i comuni della pianura padana che hanno già come dire, toccato sforamenti di PM10, quindi sono andati oltre la soglia, e il tram è in qualche modo un'opera di mitigazione della situazione. Si tenta di togliere dal traffico, dalla strada, più automobili. Ovviamente questi sono i disagi, c'è una buona parte della popolazione che ne è a favore, una buona parte della popolazione che invece si è detta contraria. Cercheremo di capire questa opera, questa infrastruttura che è stata finanziata con i soldi che arrivano da Roma, quali disagi potrà creare, quali benefici invece porterà in una città grande come quella di Padova. Ma restiamo a Padova, perché per noi c'è Paola Baiguera. Paola, buongiorno, vicepresidente di EDMO a livello regionale. Perché restiamo a Padova, Paola? Perché domenica c'è stata una giornata molto importante proprio davanti al Comune, davanti a Palazzo Moroni, una giornata in cui è stata data la possibilità a tutti, quindi chi rientra diciamo nei canoni di potenziale donatore, di potersi tipizzare. Di che cosa stiamo parlando, Paola? Buongiorno. Buongiorno, grazie dell'opportunità. La festa è stata sabato. Abbiamo vissuto a Padova in centro una bellissima festa del dono. Parliamo della donazione di midollo osseo, quindi Padova finalmente ha rivissuto la festa del dono con esibizioni, canzoni, istituzioni che sono venute a salutare i 187 giovani tra i 18 e i 35 anni che hanno accolto il nostro invito di venire a fare un prelievo di saliva per inserire i propri dati genetici nel registro dei donatori di midollo osseo. È stata una festa bellissima. Allora, saliva e dunque non più un prelievo del sangue. Vogliamo un attimo raccontare questa novità, questo cambiamento della tipizzazione? Sì, grazie. Allora diciamo anche saliva. In realtà sabato è aperto anche il centro trasfusionale dell'ospedale di Cittadella, e anche a Cittadella 44 giovani hanno fatto la tipizzazione. Quindi il procedimento di inserire i nostri dati genetici avviene non più solo con il sangue, ma anche con un prelievo di saliva. E da 1 anno e mezzo ADMO Veneto sta realizzando gli eventi outdoor, in particolare con questa procedura molto meno invasiva che ci permette di saltare un po' le paure primordiali del lago,
ma assolutamente non fa perdere il senso di una scelta di dono assolutamente consapevole, dove i ragazzi sanno di candidarsi per potenzialmente salvare una vita qualora le loro cellule fossero trovate compatibili con quelle di un malato. Il prelievo del sangue rimane la procedura standard che è quotidianamente eseguita nei centri trasfusionali e che di nuovo incontreremo questo sabato 14, quando concluderemo il nostro evento al centro trasfuzionale di Schiavonia. Quindi noi lanciamo un ponte da sabato scorso a Padova a sabato prossimo a Schiavonia per continuare la festa e continuare ad aumentare il numero dei donatori potenziali. Allora chiedo alla regia di inquadrare lo schermo del mio computer, perché qui c'è la locandina di quello che ci sarà sabato prossimo, l'Open Day dalle 11 alle 18 a Schiavonia, quindi al centro trasfusionale ci si potrà iscrivere al registro dei donatori di midollo osseo. Paola, sabato mattina si sono intervellate diverse performance di persone che hanno messo la propria arte a disposizione del dono, in qualche modo per attirare più persone possibili che transitavano lì sul listone. Avete fatto anche i nomi dei 2 piccoli che stanno attendendo di poter avere un trapianto in Veneto. Ci si tipizza per salvare la vita a tutti. Ci sono 2 bambini in Veneto che stanno lottando e anche per loro, insomma, l'invito ad esserci, a tipizzarsi. Sì, la kermesse di sabato che ha visto alternarsi artisti, istituzioni, amici, donatori effettivi, squadre sportive, scuole, è stata dedicata proprio a Lorenzo, 1 anno. Nella provincia di Vicenza sta lanciando un appello a tutti perché ha bisogno di un trapianto di midollo osseo per una malattia non tanto del sangue, ma una malattia proprio genetica. Quindi la sua famiglia non può essergli d'aiuto perché i geni della sua famiglia non sono sufficienti. Dall'altra parte abbiamo una storia invece di Matilde, 12 anni. Anche lei ha urgente bisogno di trovare il suo gemello genetico perché in famiglia la compatibilità non c'è e dobbiamo rivolgerci al registro dei donatori di midollo osseo. La statistica però è di 1 su 100.000. Quindi ecco la nostra emergenza di aumentare il numero dei donatori disponibili per cercare di trovare il match, come lo chiamiamo noi, il più persone possibili. Ovviamente si entra nel registro in maniera del tutto anonima, si entra per tutti, per chiunque sia compatibile con i miei dati genetici. Ricordiamo allora quali persone vi possono, possono mettersi in campo, possono provare a mettersi a disposizione per il dono. Ricordiamo quali sono i limiti, Paola. Allora, le 3 caratteristiche indispensabili sono la buona salute, il peso di almeno 50 kg, che è stato definito come una proporzione corretta per poter donare e rimanere in salute, e poi questa tagliola dei 35 anni massimi per le persone della maggiore età che si possono candidare. Una volta entrati nel registro si rimane nel registro fino ai 55 anni. Ecco, noi per sabato ci stiamo rivolgendo veramente al territorio dell'intera zona di Schiavonia. Abbiamo scritto ai sindaci, abbiamo scritto alle squadre sportive e abbiamo scritto agli amici donatori di sangue, perché sono già abituati ad andare al centro trasfusionale per il loro indispensabile dono periodico del sangue, e ringraziamo sempre i donatori di sangue. Sappiamo in questi giorni l'appello di Fedez, mai si finirà di ringraziare abbastanza i donatori di sangue. Ci rivolgiamo soprattutto a loro, quindi alle Avis comunali, alla Fidas, a tutti i donatori che già transitano normalmente per la loro donazione. Venire sabato dalle 11 alle 18 a fare un semplice prelievo per entrare anche nel registro dei donatori di midollo osseo può veramente fare la differenza. Senti Paola, hai nominato tu Fedez, ma in qualche modo hai anticipato la mia domanda. Quanto una testimonianza come la sua, sappiamo insomma che a causa delle sue condizioni di salute ha dovuto subire delle trasfusioni molto importanti, ha fatto un grande appello, un appello che è stato visto da milioni e milioni di persone proprio per la sua figura, il fatto che di fatto anche Fedez sia un influencer. Quanto importante è per voi un messaggio di questo tipo?
Sì, allora è come una scossa. Quando c'è una persona famosa, seguita da tante persone, che parla di un argomento così vitale, e Fedez sappiamo tutti, insomma, le sue condizioni di salute allarmano sempre, quindi al di là della morbosità, questo appello ad informarsi, quello che è fondamentale è di non scegliere mai la strada dell'emozione, ma una consapevolezza. Noi lo abbiamo vissuto col piccolo Lorenzo, perché i genitori ovviamente si sono rivolti a tutti, perché un piccolo di 1 anno non si merita di dover affrontare un percorso difficile come quello di un trapianto e di non riuscire a trovare un donatore compatibile. Quindi noi auspichiamo davvero che l'appello di Fedez possa essere raccolto da più giovani possibili, perché poi la collaborazione bellissima che abbiamo con le associazioni dei donatori di sangue è che c'è un passaparola, quindi i donatori di sangue che si tipizzano e entrano nel registro e i nostri ragazzi che si tipizzano che poi diventano donatori di sangue, per parlare a 360 gradi di un'unica lingua del dono, che è quella di rivolgersi all'altro senza dover essere toccati dalla malattia, senza dover avere un treno che ti arriva addosso e che ti fa svegliare all'improvviso. Ma che bello sarebbe se tutti i 18enni, tutti i 20enni avessero le informazioni e decidessero di mettersi a disposizione. Non so per chi, ma so perché. Paola, l'ultima domanda che le faccio è questa. Sabato avete portato lì in piazza anche una donatrice. Appunto, come diceva lei, il match è un miracolo in qualche modo, no? È molto raro trovare il donatore, ma a volte succede. Voi avete portato in piazza proprio le parole di una persona che ha potuto donare. Togliamo così, per chi ancora potesse avere qualche paura, raccontiamo poi alla fine la donazione come avviene. Sì, il bello è che in piazza sabato c'erano un sacco di donatori, non hanno parlato tutti, ma c'era una percentuale di donatori bellissima e c'erano anche persone che hanno ricevuto il trapianto. C'erano Margherita, c'era Alice. Ecco, la donazione oggi in 9 casi su 10, quando c'è la compatibilità genetica, avviene come un semplice prelievo di sangue, come, se vogliamo essere precisi, come la donazione di plasma, quindi dal sangue periferico. Il sangue viene passato in un processore che si chiama separatore, le cellule staminali emopoietiche, questo è il termine tecnico del midollo osseo, vengono riconosciute perché più grandi e facilmente separate, raccolte in un sacchettino che poi viene inviato tramite il nucleo operativo della protezione civile all'ospedale del ricevente. È una procedura non invasiva, assolutamente sicura. Lo ricordiamo sempre che il donatore non viene mai messo a rischio, dall'inizio alla fine dell'intero percorso è sempre seguito, perché mai nessuno, non noi dell'associazione ma men che meno i professionisti degli ospedali si sognerebbero di mettere a repentaglio la salute di qualcuno che si mette a disposizione, anche perché dall'altra parte ricordiamoci che ci sono le persone che stanno già male. Quindi l'intera procedura di donazione è totalmente sicura e a garanzia della salute del donatore. E i nostri donatori, oltre a donare, non vedono l'ora in ogni occasione buona di continuare a raccontare, di dare la loro esperienza per ispirare qualche altro giovane, per invitarlo al dono ed invitare a informarsi e togliere quelle informazioni sbagliate, quegli equivoci, quelle paure che spesso ci impediscono anche solo di informarci nel modo corretto. Quindi grazie anche a voi per questa piccola vetrina, perché per noi è indispensabile, fino a che tutti non sapranno che il midollo osseo si può donare in sicurezza, andare là fuori e urlarlo al mondo di dire puoi metterti a disposizione in maniera totalmente sicura. Paola, grazie. Tra l'altro con noi doveva essere in collegamento Vincenzo Gottardo, vicepresidente della provincia di Padova. Non siamo riusciti a raggiungerlo, ci deve essere stato un problema tecnico. Perché doveva essere con noi Gottardo, Paola? Perché perché la provincia di Padova è coinvolta in che modo? Assolutamente, le amministrazioni, il comune di Padova sabato ma anche la provincia erano con noi. Vincenzo Gottardo era in piazza, ha abbracciato le esibizioni con grandissimo entusiasmo e ci sta aiutando proprio per coinvolgere tutte le amministrazioni, e voleva lanciare un appello anche dal punto di vista istituzionale, perché se non siamo da soli a lanciare questo appello e insieme ci muoviamo e facciamo rete, forse il messaggio arriva ancora più chiaro, e quindi smuovere davvero scuole, sport, istituzioni, metterci insieme per l'altro può davvero fare la differenza. Quindi
Virtualmente ringraziamo ugualmente Vincenzo Gottardo che era in piazza con noi e tutte le amministrazioni che ci stanno sostenendo in questo passaparola fondamentale per rendere sabato 14 una ciliegina sulla torta dell'intero evento che abbiamo iniziato a vivere sabato in centro a Padova e il 14 concluderemo a Schiavonia con grandissima grinta. Grazie Paola Baiguera, vicepresidente regionale di ADMO, grazie per essere stata con noi, buona giornata Paola. Arrivederci. Allora, avete visto per il piccolo Lorenzo, per Matilde, corriamo a tipizzarci attraverso un tampone, attraverso un prelievo per verificare se ci possa essere della compatibilità e se possiamo avere il privilegio di salvare una vita. Ci fermiamo, pochi secondi di pubblicità, poi con il presidente di Confcommercio Veneto andiamo a parlare del conflitto in atto, le ricadute sull'economia anche dei nostri territori. E tra poco. Prima edizione, buongiorno, ben ritrovati, sono le 13, andiamo a parlare di conflitto, in qualche modo già abbiamo toccato questo tema facendovi sentire le parole della cooperante padovana che si trova in questo momento a Hebron, ma poi le prime pagine dei giornali nazionali non solo ci riportano alla situazione attuale con, ecco, questa ad esempio è Repubblica. L'esercito israeliano, stiamo minando la barriera di Gaza e Hamas, attacco pianificato da un pugno di nostri comandanti. Sono già rientrati 200 italiani sui voli militari, oggi dovrebbero rientrare altri 400 italiani. Poi ancora sono diverse ovviamente le prime pagine dei giornali, questa è la Stampa, con Hamas che minaccia uccideremo un ostaggio per ogni attacco a civili, pronti a combattere una lunga guerra, ed è esattamente la seconda lunga guerra che si sta abbattendo sulla terra, perché lunga è diventata anche il conflitto in Ucraina. Allora io do il benvenuto e lo ringrazio per aver, come dire, in maniera celere risposto al nostro invito Patrizio Bertin, presidente di Confcommercio Veneto. Patrizio, buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi. Buongiorno. È inevitabile, Bertin, pensare alle ricadute economiche che due conflitti di questa portata possono avere sul nostro territorio. Ci sono già delle prime evidenze, come un iniziale aumento del prezzo della benzina, e probabilmente è soltanto l'inizio. Che evidenze avete voi come categoria? Che timori avete? Beh, i timori sono tanti perché un'altra guerra non ci voleva proprio, e diciamo che questa guerra qui spaventa in maniera diversa da quella dell'Ucraina e la Russia, perché questa spaventa anche dal punto di vista del terrorismo, perché ricordiamo bene che insomma sono sparsi per tutto il mondo e conosciamo le loro tecniche di guerra, che sono appunto creando degli attacchi terroristici anche nelle nostre città. Spero che questo non avvenga, spero che la guerra si risolva in maniera molto veloce, però le ricadute economiche si cominciano già a sentire, soprattutto quando pensiamo che abbiamo stretto accordi con l'Algeria per il gas, abbiamo con il Medio Oriente, insomma con il gas, e abbiamo visto che sono tutti stati che sono diciamo alleati con la Palestina, quindi ci aspettiamo appunto di avere delle ripercussioni dal punto di vista dell'aumento delle materie prime in maniera importante. Questo mette a dura prova le nostre imprese, mette a dura prova gli imprenditori che dovrebbero pensare a come far crescere la propria impresa, invece qui dobbiamo pensare come difenderci da queste situazioni che stanno diventando sempre più pesanti. Penso alle imprese nostre che potrebbero lavorare anche col Medio Oriente e che invece saranno costrette a fare marcia indietro
e tornare a casa. Quindi dopo una guerra con l'Ucraina e con la Russia che ci ha messo, diciamo, già a dura prova, perché è una guerra anche quella molto lunga, quella che è una guerra che sta mettendo in difficoltà tantissime imprese, ma anche un mercato che dovrebbe essere un mercato in netta espansione e invece è congelato diciamo dagli embarghi, dalle impossibilità di commerciare con quell'area là. Esatto, adesso ci mette... Patrizio, mi perdoni, lei parlava di espansione in Medio Oriente, c'era uno slancio delle nostre imprese verso il Medio Oriente con questa calma apparente di questi ultimi 2 anni? No, il Medio Oriente è sempre stato un territorio molto interessante per le nostre imprese, soprattutto per le imprese innovative di infrastrutture, di tutto quello che può servire per far crescere un paese. L'Italia è un paese che esportava e che importava anche dal Medio Oriente. Adesso ci troviamo su una situazione che chiaramente dobbiamo risistemare tutti i nostri asset commerciali e quindi non sarà una cosa semplicissima questa guerra, anzi sia dal punto di vista sociale, dal punto di vista delle perdite umane che ci saranno, ma anche dal punto di vista commerciale, dal punto di vista economico. Abbiamo visto anche subito la borsa che ha dato appunto dei segnali. Dobbiamo prepararci anche ad altre situazioni di grande difficoltà che metteranno molte imprese anche a rischio, insomma, perché quando succedono queste cose chiaramente qualcuno che aveva improntato il suo modo di sviluppare la propria impresa verso quei territori si trova in netta difficoltà. Insomma. Lei è stato contattato da qualcuno? Abbiamo noi aziende padovane, ad esempio, non solo, ad esempio Tel Aviv, attive? No, adesso noi faremo un incontro in Camera di Commercio brevemente per capire quali imprese del nostro territorio, diciamo, che sono interessate a questo. Dopo allargheremo questa ricerca anche con Infocamere, vediamo insomma di avere un elenco di imprese che operano in questi territori. Senta, ovviamente come accade in queste situazioni lo spread è schizzato in alto. Quali sono le conseguenze per il mondo del commercio? Beh, le conseguenze sono conseguenze diciamo per il paese, perché naturalmente ci verrà a costare tutto di più con uno spread così. Ricordiamo che il nostro debito aumenta e quindi di conseguenza per il paese non sono segnali positivi. Anche se questi regolatori io dico che a volte sono condizionati appunto dalla politica. Io spero che la nostra solidità dal punto di vista anche della crescita di questi ultimi periodi e da un paese insomma, che sta dimostrando di fare le cose che servono per far crescere questo paese, spero che riporti lo spread ai livelli accettabili e anche velocemente. Com'è lo stato di salute delle imprese di Confcommercio in questo momento, Bertin? Abbiamo visto i costi energetici, abbiamo visto l'inflazione che ha colpito duramente. Oggi purtroppo abbiamo a che fare con questi conflitti. Com'è lo stato di salute? Allora, lo stato di salute diciamo che è abbastanza buono. Noi siamo su una posizione che per diciamo il turismo che ci ha premiato il nostro territorio, ha portato veramente tantissime persone a visitare il nostro territorio, quindi ci ha anche dato la possibilità di crescita dal punto di vista proprio economico e quindi noi conosciamo bene che il turismo è la prima industria del nostro territorio, quindi da questo punto di vista diciamo siamo stati graziati, siamo stati anche bravi e abbiamo fatto un ottimo lavoro
questi ultimi 2 anni. Adesso si prefiggeva diciamo, il mantenimento di questa situazione, però adesso chiaramente questi scenari politici cambiano, questa geopolitica ci mette sempre più in difficoltà e adesso dovremo vedere appunto quello che dicevo all'inizio, per le paure e per il terrore che viene messo in atto quando ci sono questo tipo di azioni di guerra, porta magari a un po' di più prudenza anche nel muoversi la gente. Noi adesso andiamo verso una stagione invernale dove ci stavamo preparando veramente per fare dei grandi numeri. Spero che questo venga mantenuto e che non ci sia veramente un calo importante degli arrivi. Quindi lei dice la paura degli spostamenti, veniamo poi tra l'altro da 2 anni di Covid che ha ingessato gli spostamenti, ha dato molte limitazioni, questo era il momento di frenesia, l'abbiamo visto quest'estate, insomma c'è stata una frenesia, anche la voglia di spendere, forse si è capito che la libertà non ha prezzo, il fatto di potersi muovere, di vedere nuove località, anche visitare posti in cui non si era mai stati è davvero una delle ricchezze più grandi, e anche la convivialità, il poter andare al ristorante, quindi c'è stato davvero un impulso da questo punto di vista. Lei dice abbiamo paura che questa situazione di incertezza e di paura, perché qui di paura stiamo parlando, possa tornare a frenare questo sentimento. Sì, ci auguriamo di no, chiaramente, però le nostre imprese hanno questo alert che si accende quando ci sono queste situazioni. Anche perché le nostre imprese avevano cominciato a rifare le fiere, andare in giro per il mondo a promuovere i nostri prodotti, a commercializzare, e quindi quando ci sono queste situazioni c'è un congelamento di tutte queste possibilità di crescita delle nostre imprese. Per questo dico, adesso bisogna analizzare con molta prudenza questa situazione e poi capire come dobbiamo intervenire anche per cercare di mantenere quello che è stato fino adesso il nostro trend di crescita. Grazie a Patrizio Bertin per essere stato con noi. Buon lavoro Patrizio a lei e a tutte le aziende che oggi con la sua presenza ha rappresentato. Arrivederci. Grazie a voi, arrivederci, grazie. E abbiamo nominato il Covid perché tra l'altro è anche tempo di campagna vaccinale contro l'influenza e anche contro il Covid. Facciamo il punto con il direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi. La situazione è ancora sotto controllo. Abbiamo 25 ricoveri complessivamente all'interno di tutti gli ospedali, 3 persone over 80 che comunque non sono vaccinate, che sono in malattie infettive ma non hanno bisogno di ossigenazione, quindi non sono in terapia intensiva. Casi Covid in salita, ma l'ULSS 2 rassicura, nessuna persona in terapia intensiva. I casi con sintomatologia più grave si riscontrano su pazienti anziani e privi di copertura vaccinale. Al via la campagna di vaccinazione efficace per la variante Omicron in circolazione. Saranno vaccinate tutte le RSA e gli operatori, chiaramente in primis le persone a rischio. Poi il 23 di questo mese dovrebbero arrivare ancora altre dosi di Omicron e inizieremo ovviamente a vaccinare chi? Negli ospedali, volontariamente chi vuole, e poi gli operatori sanitari, e naturalmente poi si passerà alle persone fragili. Tutti potranno poi avere accesso al vaccino, l'unica precauzione è quella di non essere stati contagiati nei 6 mesi precedenti l'eventuale iniezione. Situazione sotto controllo anche nelle RSA, dove attualmente non si riscontrano focolai, ma solo qualche caso non grave. Ad oggi sono complessivamente 52 gli ospiti delle case di riposo distribuite sul territorio della Marca ad aver contratto il virus. Vaccino Covid che potrà essere fatto insieme a quello anti-influenzale. Vaccino antinfluenzale che può essere fatto da solo, per non spaventare nessuno. Chi non vuole fare il Covid può fare il vaccino antinfluenzale, che anche in questo caso qua
è consigliato alle persone fragili, agli over 60 chiaramente, quindi da 60 anni in poi, e alle donne anche in gravidanza. Chiaro che se il tasso di vaccinazione è molto basso, il rischio che ci sia un inverno impegnativo, quindi con persone over 80 ricoverate in ospedale per bronchiti, broncopolmoniti o comunque infiammazione del sistema respiratorio, esiste. E poi c'è l'operazione della Guardia di Finanza, liquidità dello Stato per far fronte alla crisi provocata dalla pandemia. Un imprenditore trevigiano aveva giocato però quei soldi ricevuti dallo Stato in borsa, è stato scoperto. Abbiamo scoperto che un imprenditore trevigiano attivo nel settore del trasporto merci su strada durante la pandemia da Covid-19 ha utilizzato in modo indebito il finanziamento che aveva ottenuto per l'importo di 25.000 euro. Questo importo doveva essere utilizzato per affrontare e superare la situazione di crisi derivante dalla pandemia. La Procura chiederà il processo per un imprenditore cinquantenne di un comune a nord di Treviso a cui la Guardia di Finanza contesta l'utilizzo distorto dei fondi pubblici percepiti. L'indagato aveva ricevuto i 25.000 euro grazie al decreto liquidità, uno degli strumenti messi in campo dal governo per sostenere le aziende in crisi a causa del Covid. Ma il soggetto in questione quei soldi non li aveva utilizzati per riequilibrare i conti. In effetti dagli accertamenti bancari è emerso che l'importo è stato dapprima dirottato sul conto corrente del coniuge, dopodiché sono stati acquistati dei titoli di un primario istituto bancario italiano. In buona sostanza il cinquantenne quei soldi li ha usati per speculare in borsa. La moglie ha comprato le azioni il giorno dopo aver ricevuto il bonifico sul conto. L'imprenditore non sarebbe peraltro l'unico furbetto ad aver avuto accesso a questo finanziamento garantito dallo Stato senza averne un reale titolo. Nel suo caso è stata una segnalazione antiriciclaggio da parte della banca a far emergere il raggiro. È stato denunciato per il reato di malversazione di erogazioni pubbliche che prevede la reclusione fino a 4 anni. Andiamo avanti con la cronaca. Alcol, droga e armi, raffica di controlli sulle strade della Marca trevigiana da parte dei carabinieri. Vediamo. 4 coltelli in macchina a trovarli i carabinieri durante un controllo. Li avevano nascosti 2 donne, una tunisina 41enne ed un'italiana di 47 già nota alle forze dell'ordine. La prima di Montebelluna aveva un coltello, l'altra di Treviso 3 analoghe lame di 10 centimetri. Ed ancora nel Montebellunese un 22enne è stato trovato in possesso di un pugnale in acciaio con lama di quasi 15 centimetri, mentre un 20enne in auto teneva un bastone in metallo lungo quasi 1 metro. Sono quelle armi improprie che ovviamente possono essere poi utilizzate per commettere i reati, e quindi questa attività di prevenzione che viene fatta è sicuramente importante, anche perché molto spesso i protagonisti sono giovanissimi che, come abbiamo visto anche in un recente passato nella nostra provincia, si sono resi protagonisti di episodi gravissimi che sono stati trovati proprio in possesso di armi bianche, di armi improprie. Non solo armi ma anche alcol. 4 automobilisti nel fine settimana sono stati pizzicati dai carabinieri alla guida con tasso alcolemico fra i 2 e i 3 grammi per litro, quasi alla soglia del coma etilico. Persone con scarsa lucidità che avrebbero potuto causare incidenti anche gravi in una provincia, la Marca, già segnata da numerose tragedie della strada. Sono controlli che stiamo svolgendo per contrastare queste condotte illecite, sostanzialmente l'utilizzo di alcol e droga durante la guida ovviamente altera quella che è la situazione psicofisica del conducente. Questo può avere conseguenze veramente negative e anche gravi o gravissime sia per il conducente sia per gli altri utenti della strada. Un 54enne veneziano è uscito autonomamente di strada, Zero Branco, sottoposto ad accertamento alcolemico, è stato trovato positivo con un tasso superiore a 3. Stessa sorte è toccata ad un 28enne montebellunese che sabato notte è stato sorpreso a Silea alla guida dell'auto con valori superiori a 2. Anche un 30enne è stato fermato a Vittorio Veneto con un tasso superiore a 2. Stesso valore trovato ad un 54enne a San Biagio di Callalta. Per tutti è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e ritiro della patente, mentre il veicolo è stato sottoposto al sequestro amministrativo ai fini della confisca. Deferiti nel Montebellunese in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti un 53enne ed una 23enne del Bellunese. Con la cronaca andiamo a Spresiano, dove c'è stata una raffica di furti. I residenti sono scesi in strada, ma grazie al tam tam dei cittadini il ladro è stato bloccato.
Via Colombo e via Corazzieri sono le due strade prese di mira da alcuni ladri la scorsa notte. Il tam-tam dei residenti ha permesso la cattura del ladro. Tanti cittadini si sono riversati in strada per mettere in allerta i vicini di casa. Si sono introdotti in una casa, 2 ragazzi marocchini. Poi il cane ha abbaiato, la donna si è svegliata e gli ha corso dietro, ma non li ha presi perché correvano più forti, lei era in ciabatte. E hanno tentato anche nel mio garage, ma non sono riusciti ad entrare. 2 individui erano molto giovani, intorno ai 20 anni, e uno di questi è stato preso verso sera. Senta, sono entrati nel suo camper? Sì, ma non so se sono questi, però si presume che siano questi. Chiamato il 112, i cittadini hanno riferito la presenza di un giovane in jeans e maglietta indicato come uno degli autori delle intrusioni nelle abitazioni. Nella situazione un po' di esasperazione che c'è, perché ovviamente le persone sono un po' stanche di avere continui furti nelle case, devo evidenziare la grande collaborazione e il fatto che qui si è in qualche maniera reso pratico un esempio di collaborazione, di buon vicinato e di controllo del vicinato stesso, per cui il ringraziamento va ai cittadini. Lo stesso vice sindaco Roberto Fava ha partecipato alla ricerca dell'uomo, che è stato inseguito attraverso i campi fino alla cattura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno rintracciato il fuggitivo, un 21enne di origini marocchine, denunciato ora per furto. Colpi messi a segno in rapida successione nella zona. In una casa è stato segnalato dalla proprietaria il furto di circa 50 euro, somma riposta in camera da letto dove il ladro si era introdotto. Un'altra donna ha segnalato il furto di un monopattino successivamente rinvenuto e restituito alla legittima proprietaria. Infine un 52enne ha denunciato che ignoti avevano messo a soqquadro gli interni del camper di sua proprietà posteggiato in strada. Si sono introdotti anche all'interno delle vecchie scuole e quindi ieri siamo intervenuti anche con i carabinieri a controllare. I carabinieri hanno identificato il giovane e lo hanno deferito in stato di libertà. La sua posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso aprirà al pubblico le sedi di Treviso, Conegliano e Motta di Livenza sabato 14 dalle 9.30 alle 10.30 in occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile. Un'iniziativa che vuole far conoscere ai cittadini i mezzi e le attrezzature che i Vigili del Fuoco utilizzano durante i loro interventi. E sempre in tema di forze dell'ordine, una task force è stata messa in piedi soprattutto nel weekend, ma sarà replicata anche nei prossimi giorni da parte di forze dell'ordine, quindi polizia locale, polizia e carabinieri per le fiere di San Luca. Tantissimi controlli, oltre 20.000 gli avventori che sono arrivati alle fiere di San Luca domenica. È stato trovato un ragazzo durante i controlli in possesso di sostanza stupefacente. Inoltre sono state identificate un centinaio di persone e sanzionato un 16enne trovato in possesso appunto di alcune dosi di sostanza stupefacenti. La notizia è battuta da Treviso Today. Controlli straordinari da parte di carabinieri, polizia e altre forze dell'ordine durante lo scorso fine settimana. Ed ora vi facciamo vedere le immagini dei pellegrini che sono partiti la notte scorsa dalla Giordania, atterrati in tarda mattinata a Tessera. I pellegrini trevigiani sfuggiti agli attacchi di Hamas in Israele. Sabato mattina stiamo bene, ma il suono delle sirene non lo dimenticheremo. Vediamo. Siamo arrivati, tutto bene, vero? Eccoli, finalmente sorridenti e in salvo i 35 pellegrini di Oderzo e Serraglia della Battaglia in pullman di rientro nella Marca. Sono partiti stanotte dalla Giordania e dopo uno scalo a Vienna l'arrivo all'aeroporto Marco Polo di Venezia. Sabato, quando è iniziato l'attacco di Hamas in Israele, si trovavano alla spianata del Tempio. Il suono delle sirene, la corsa nei tunnel, istanti indelebili, difficili da dimenticare. È stato quello quando eravamo nella piazza che ha cominciato a suonare le sirene e sai, siamo abituati sempre a sentirlo, ripeto, in televisione, invece sentirlo in maniera forte sulle tue orecchie, ti entra nel cuore, ti entra nel cervello, vedi la faccia di chi ti è vicino e che si preoccupa e che non riesce a capire cosa sta succedendo, vedi la gente che corre e quello è un momento in cui alla fine ti rendi conto veramente del fatto e del pericolo che si sta correndo. Un po' di paura sicuramente c'è stata a sentire le sirene e i boati, ci siamo protetti sotto i bunker,
siamo riusciti, siamo ritornati all'interno perché è suonata nuovamente la sirena. Simone, come tutti gli altri fedeli, ringrazia Don Mirko e le guide italiana e israeliana che sono riusciti a mantenere la calma e a tranquillizzarli. Abbiamo avuto delle guide, specialmente quella locale, oltre a Don Mirko e a Nadia, molto valide, che sono riuscite a mantenere la calma. Dopo essere rientrati a Betlemme su indicazioni giunte dall'Italia, il gruppo si è spostato in Giordania. Abbiamo aggirato l'ostacolo Tel Aviv, dove i voli erano stati, tutti i voli tranne quelli locali, quelli delle linee israeliane, erano stati annullati, e abbiamo trovato la soluzione di partire dalla Giordania. È stato organizzato questo trasferimento in pullman, un po' rocambolesco perché a tempi lunghi per il passaggio della frontiera eccetera, ma insomma siamo arrivati in Giordania, ad Amman. Solo una volta rientrati in Italia hanno capito la gravità della situazione in Israele. Adesso mi rendo conto, vedo i telegiornali, l'apprensione dell'Italia nei nostri confronti. Noi a Betlemme eravamo tranquilli, ripeto, il problema è stato il sabato mattina alla spianata del Tempio, dove io non avevo mai sentito le sirene da guerra e alzando gli occhi ho visto anche il segno dei razzi e della contraerea israeliana. Ci spostiamo a Padova. È tornato a dire messa Don Marino Ruggero, il prete padovano che era finito al centro di uno scandalo per una presunta relazione con una parrocchiana quando era sacerdote a San Lorenzo di Albignasego. Don Marino Ruggero è stato ufficialmente accolto dalla parrocchia di Arteselle a Solesino, dove domenica ha celebrato la messa. Don Marino era salito alla ribalta della cronaca nel gennaio del 2020, quando era stato invitato dalla diocesi ad affrontare un periodo di rivisitazione spirituale in seguito ad una presunta relazione sentimentale con una parrocchiana quando era sacerdote ad Albignasego. Dopo gli anni di silenzio in cui ha affrontato un percorso personale di riflessione, da febbraio Don Marino è arrivato a Solesino, nella parrocchia di Arteselle, di cui è diventato parroco proprio nei giorni scorsi. L'annuncio è stato fatto dal sindaco del piccolo comune della Bassa, Elvi Bentani, che ha mandato un messaggio di benvenuto a Don Marino. La nostra parrocchia oggi è in festa per l'arrivo del nuovo parroco e proprio a lei, Don Marino, va il nostro più grande grazie per aver accettato l'invito del vescovo a divenire la nuova guida spirituale della parrocchia di Arteselle, ha scritto Bentani. Andiamo avanti, al via dal 28 ottobre la mostra Futurismo di carta. Il complesso di San Gaetano ospiterà ben 130 manifesti e locandine dell'avanguardia artistica del futurismo. Locandine, manifesti, colori sgargianti e parole libere. Il futurismo di carta arriva al Museo Salce di Treviso con una mostra dedicata a partire dal 28 ottobre. 3 le macroaree trattate che raccoglieranno circa 130 opere, dalla figura umana al mondo industriale, fino ad arrivare a toccare il tema della cultura e società, con l'esposizione di manifesti pubblicitari realizzati dagli artisti per promuovere beni di consumo quotidiani. È una mostra sul futurismo, sì, è una mostra sul futurismo di carta, proprio perché è riferito a questa splendida collezione, e si dividerà in 2 momenti. Il primo comprenderà i manifesti dal 1915 circa al 1930. Il secondo momento, dal 1 marzo al 30 giugno, comprende i manifesti dal 1930 al 1940. Collezione Salce che sta già organizzando il calendario del prossimo triennio, anche in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. In vista di quel periodo abbiamo un'idea di organizzare una mostra dedicata proprio alla neve e all'inverno. Questa stagione così cupa per la montagna, proviamo un po' a pensare cosa poteva voler dire un grigio, un lungo inverno in montagna con la neve, si trasforma invece, ma quasi magicamente, in un momento di estremo divertimento. Con le parole di Elisabetta Pasqualin noi ci fermiamo, prima edizione termina qui. Io vi ricordo che dopo di noi c'è un approfondimento, il titolo è questo: quando le lesioni pancreatiche non devono preoccupare. Ospiti con noi in studio il dottor Marco Massani, direttore dell'unità operativa di chirurgia dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, la dottoressa Alessandra Greco, sempre della prima chirurgia dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Non perdete questo spazio di approfondimento all'interno del quale potrete
anche intervenire con le vostre telefonate. Siamo arrivati alle previsioni del tempo, io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia. L'informazione torna su Antenna 3 a partire dalle 18:30 con il TG del Veneto. Arrivederci. Vedelago. Benvenuti al meteo. La lunga coda dell'estate prosegue per un'altra settimana. Tanto sole e temperature ben oltre la norma, ma con nebbia e smog in aumento. Vediamo il dettaglio di martedì 10 ottobre. Sul Veneto anche questa giornata sarà contraddistinta da tanto sole. Saranno possibili locali foschie di mattina in pianura, ma in rapido dissolvimento. L'assenza di precipitazioni potrebbe determinare un ulteriore aumento degli inquinanti atmosferici nei bassi strati dell'atmosfera, appunto. Temperature stazionarie minime sui 13-17 gradi, massime tra 23 e 29 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo in genere sereno, qualche nebbia nelle ore mattutine sulle zone pianeggianti, ma a seguire tanto sole. Temperature minime tra 14 e 19 gradi, massime sui 26-27 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove non mancherà il bel tempo stabile e soleggiato con nuvolosità alta in transito. Temperature minime intorno ai 14-15 gradi, massime sui 28-30 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vedelago.